digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 915 di oggi, 14 gennaio 2025, martedì. Cominciamo subito la nostra trasmissione, avete ascoltato Tracy Spencer con Run to Me del 1986, perché vi dico la verità, ieri mentre preparavo il copione ho avuto un'insana voglia di estate di andare a ballare in discoteca negli anni '80 anziché beccarmi tutto sto freddo. A proposito, chi di voi si ricorda la famosa nevicata del 1985, che era stata proprio in questi giorni? Cominciamo la nostra trasmissione, voglio salutare in plancia comando Sveva, la nostra castellana, insieme con il nostro Andrea.
Bentrovati entrambi, buon lavoro ragazzi. E che dire di più? Vi dico che le nostre coordinate, come sempre, sono 340 670 9659 per le zappe o WhatsApp 029294 7222 per le telefonate quando lo dirò io. Altra cosa che vi dico è che date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Il secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un giornale online nel quale ci sono, appunto, l'avete appena ascoltato, liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin, le notizie, le videopillole, insomma, tanta bella roba interessante e croccante. Ma adesso, se siamo pronti, andiamo con diritto e rovescio, perché stasera c'è lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. In tutto il dopoguerra l'Europa è stata protetta dalle pretese egemoniche e aggressive prima dell'URSS, vedi Stalin e i suoi successori, e poi della Federazione Russa nel quarto di secolo putiniano. In tutto questo tempo l'Europa è stata difesa dall'ombrello della NATO, che è stato finanziato prevalentemente dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti però chiedevano ai paesi europei aderenti all'alleanza della NATO di contribuire alle sue spese con il 2% del loro prodotto interno lordo. I paesi europei però hanno fatto finta di non capire e, pur avendo firmato l'accordo, hanno stanziato in media in passato solo l'1% del PIL, mentre gli USA ne stanno pagando il 3,4%. Questo 1% risparmiato dagli europei l'hanno speso non per difendersi ma per star meglio. Ma adesso la musica pare essere finita. Trump infatti adesso chiede ai paesi europei il 2,5% del PIL, che per l'Italia significano 18 miliardi di euro in più all'anno. Chi non lo paga non sarà protetto in caso di aggressione. E rieccoci, come sempre, lucido nella sua analisi Pierluigi Magnaschi, anche questa sera in tema di NATO, PIL, adesione alla NATO e soldi da spendere, anche perché è evidente che Trump si disimpegnerà dal quadrante europeo, questo è abbastanza chiaro, quindi a maggior ragione sarà l'Europa che dovrà far fronte naturalmente alla sua sicurezza e questo significherà che, come scriveva tra l'altro stamattina Domenico Cacopardo su Italia Oggi con la sua consueta acutezza, col suo consueto acume, diceva chiaramente in questo caso non è che ci potremo più occupare delle dimensioni della zucchina o del cetriolo da commercializzare, ma dovremo occuparci di cose veramente serie. Allora andiamo a vedere le zappe, sì, andiamo a vedere le agenzie. Batte ora l'ANSA, la famiglia reale britannica, la principessa Kate annuncia: sono in remissione dal cancro, durante una visita all'ospedale Royal Marsden di Londra per ringraziare il personale che l'ha curata. Un abbraccio alla principessa Kate. Medio Oriente, jihad palestinese, a Doha stasera per gli ultimi dettagli dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, ma soprattutto due notizie. La prima, la polemica è chiaramente sul terzo mandato. Zaia ha detto la sua, ha rotto il silenzio, ha detto Zaia attacca sul terzo mandato, parlamentari lì da 30 anni, e poi la vicenda abusi su alcuni alunni, arrestata l'insegnante di sostegno che fu aggredita dai genitori. Diamo allora gli ultimi dettagli dell'accordo. Fonti vicine tra Hamas e Israele, fonti vicine ad Hamas hanno riferito che l'accordo includerebbe il rilascio di circa 1.000 prigionieri palestinesi detenuti in Israele nella fase iniziale dell'intesa e in particolare Israele rilascerà 50 detenuti palestinesi per la liberazione di ognuna delle 5 soldatesse in ostaggio a Gaza. Inoltre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per questa sera una riunione d'urgenza con i vertici della sicurezza.
L'incontro si concentrerà sull'esame dell'accordo sul rilascio degli ostaggi. Secondo i media israeliani, la consultazione includerà alti funzionari dell'IDF, le forze armate israeliane, il capo di Stato Maggiore Herzi Halevi, i rappresentanti delle agenzie di intelligence David Barnea per il Mossad e Ronen Bar per lo Shin Bet. Per quanto riguarda invece le parole di Zaia, sempre dall'ANSA, la questione del terzo mandato è un'anomalia tutta nostra. Io non perdo i sonni, ma è inaccettabile dire che si blocchino dei mandati a amministratori eletti direttamente dal popolo, altrimenti si creano centri di potere. Ed è stucchevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento. Lo afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia. Continua ancora Zaia. Se ci fosse lo sblocco dei mandati, è ovvio che mi ricandiderei, darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Io non sto facendo alcuna battaglia sul terzo mandato, ha precisato, ma l'aspetto più importante è quello dei veneti. Non ci siamo mai trovati di fronte a una chiamata del popolo come questa e nessuno risponde al popolo. Giorno dopo giorno vedremo l'evoluzione della situazione, ne ho già fatte di corse in solitaria, così come nel centrodestra, è ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria. Al di là della localizzazione dei tavoli, noi veneti abbiamo una capacità di lettura se una decisione è favorevole o contraria, ed è una capacità di lettura che è istantanea. Per cui facciano pure le riflessioni, ben vengano, dopodiché si tratterà di capire che continuità si darà a questa amministrazione e soprattutto quanto saranno rispettati i veneti. A dar ragione a Zaia e anche Attilio Fontana, il governatore della regione Lombardia, perché dice: ribadisco che è un errore quello del governo che ha impugnato la legge regionale della Campania sul terzo mandato per i governatori, proprio perché c'è un'elezione diretta, massima espressione di democrazia. Credo che sia un motivo in più per dire che è giusto il terzo mandato. Così Zaia e Fontana dall'ANSA. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E io ho il piacere di dare il bentornato questa sera all'onorevole Alberto Gusmeroli, che come sapete quando parla di cose che toccano molto l'intimo degli italiani, perché parliamo di tasse e bollette, e io dico sempre, l'onorevole Gusmeroli, quando parlo di lui in trasmissione, lo sapete, dico sempre, è un padre di famiglia e quindi si occupa in maniera appunto attenta e comprensiva in tema di rateizzazione di tasse e bollette. Onorevole, allora, arriva o no questa rottamazione quinquies? Che cosa si può fare? Buonasera intanto. Buonasera e un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito. Ma ovviamente noi abbiamo presentato questa proposta che è molto diversa dalle rottamazioni precedenti, perché è una rateizzazione a 10 anni, tutte a rate uguali, e dove se non paghi una rata o ritardi una rata non ti succede niente, devi non pagarne 8 o ritardarne 8. Questo perché? Perché noi abbiamo visto che tutte le rottamazioni precedenti sostanzialmente non hanno risolto il problema degli italiani, milioni di italiani, che hanno con imposte, tasse, contributi, cartelle esattoriali, chi più ne ha più ne metta. Cioè se uno ha avuto delle difficoltà economiche, ha regolarmente dichiarato le imposte, ha regolarmente dichiarato i contributi, le tasse e non è riuscito a pagarlo per difficoltà economiche, non può essere colpevolizzato. Quindi, anzi, va aiutato a rientrare in bonus. Le rottamazioni precedenti sostanzialmente erano stringenti in termini di anticipi. L'ultima era addirittura il 10% ottobre e il 10% novembre di tutto l'arretrato, quindi chiaramente uno che era già in difficoltà economica non riusciva. Quindi molti non sono riusciti a farla. Quelli che sono riusciti a farla non hanno pagato le imposte correnti, cioè corrono dietro alle imposte arretrate, ma per far fronte alle imposte arretrate non riescono a pagare le imposte dell'anno e così praticamente rimangono indietro del nuovo. E questo
non è solo un danno per milioni di cittadini, ma è un danno anche per lo Stato, che vede aumentare il suo insoluto di imposte e contributi per 30-40 miliardi di euro l'anno, cioè una finanziaria e mezzo. Quindi questa proposta di legge della Lega a mia prima firma vuole risolvere queste criticità. Stiamo cercando di convincere Forza Italia e Fratelli d'Italia, siamo moderatamente ottimisti perché uno, non è un condono, due, bisogna farsi carico del problema di milioni di italiani, quindi non si può pensare di far fallire piccole e medie imprese, piccoli artigiani, piccoli commercianti, ma anche cittadini che hanno arretrati con sanzioni, con multe, con contributi e quant'altro, quindi non è che parliamo solo dei lavoratori autonomi, ma parliamo anche di dipendenti e pensionati che hanno arretrati. Ecco perché parliamo di milioni di italiani che, se anche stanno cercando di rateizzare con le rottamazioni, poi non pagano il nuovo. E quindi sono sempre il gatto che si morde la coda, paga il vecchio ma non paga il nuovo, e quindi a quel punto, quando ha finito di pagare il vecchio, c'è già un vecchio nuovo da dover pagare, e quindi alla fine gente che vive male perché essere angosciati dal fisco, dall'INPS o dagli enti locali non è bellissimo, e quindi bisogna, noi che siamo della Lega, siamo vicini al territorio, vicino ai problemi della gente, ai bisogni della gente, ecco perché abbiamo scritto questa proposta di legge che sana tutto il passato e permette a milioni di persone di affrontare il futuro con più serenità. Oltretutto, se non chiude un'azienda, una piccola azienda, che sia anche un piccolo artigiano, eccetera, è un patrimonio di valore del nostro paese. Ricordiamoci che la nostra Italia si sorregge su due cose: le piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e appunto eccellenza delle piccole industrie, e l'associazionismo. Se non ci fossero queste due cose, il nostro paese non solo sarebbe povero, ma sarebbe in fondo alla lista dei paesi più sviluppati del mondo. Senta, onorevole, io le parlo come partita IVA, quindi a maggior ragione, come puoi immaginare, quello che lei sta dicendo è per me di estrema importanza. E allora le voglio dire questo: secondo me sarebbe il caso, se mi posso permettere di segnalare questa cosa, sarebbe il caso anche di dare un po' più di discrezionalità all'Agenzia delle Entrate quando si tratta di discutere le rateizzazioni. A me, per esempio, è capitato di ricevere una cartella, di avviare appunto un dibattito con l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate mi ha detto: benissimo, la possiamo rateizzare, possiamo fare soltanto 8 rate. Ho detto io: 8 rate in questo momento non è il caso, me ne servirebbero almeno il doppio. E no, io ho i limiti di legge, più di questo non possiamo fare. Abbiamo fatto altre 2 videochiamate, altri 2 incontri, e naturalmente mi sono trovato davanti a della gente che mi ripeteva: no, io più di 8 non posso fare. Allora, a maggior ragione, dice: qual è la soluzione? La soluzione è che poi, quando arriva la maxi cartella, quella là la potete rateizzare fino, non mi ricordo, 72 rate, quello che è. Allora, possiamo evitare dei controsensi kafkiani come questi? Cioè, per avere una rateizzazione uno deve beccarsi la cartella maggiorata, ma siamo all'assurdo, onorevole, mi perdoni. Ma no, ma è per quello che bisogna fare sostanzialmente una cosa di questo tipo. Oltre a quello che ho detto, rateizzazione lunga, 120 rate mensili tutte uguali, quindi 10 anni, per ciò che riguarda il futuro bisogna, anche partendo dagli avvisi bonari, prevedere la sanzione, che deve essere una sanzione umana, non una sanzione disumana, ecco. E una rateizzazione anche lì almeno a 5 anni. Quindi questo deve essere
Se poi non riesci, a quel punto la cartella può applicare la sanzione e a quel punto devi però arrivare anche lì a 10 anni. Cioè, voglio dire, in questa cosa qui non è che esiste solo da noi, esiste anche in altri paesi. Cioè, bisogna pensare che la difficoltà economica, c'è stato il Covid, ma io parlo anche solo di difficoltà economiche, capitano o possono capitare a tutti. Quindi, Infatti, proprio perché nella vita può capitare una difficoltà economica, bisogna aiutare le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti, ma anche i cittadini dipendenti e pensionati che hanno degli arretrati. Perché? Perché questo è il compito della politica. Se no siamo lontani dalla realtà. Ci siamo dimenticati che nel 2020 abbiamo chiuso per 3 mesi tante attività che con fatica si sono riprese e che hanno degli arretrati dovuti anche a quel periodo. Quindi io dico che sono ottimista sul fatto che si possano convincere gli altri partiti della maggioranza a questa operazione di chiusura generale del passato e serenità sul futuro. ecco, io ovviamente le auguro buon lavoro su questo, perché siamo in tanti ovviamente con buona pace di quelli che verranno a dire che questo è per favorire gli evasori. Guardate che Perché faccia da evasore che ho non è io. così, nel senso che la maggior parte dell'arretrato fiscale è gente che ha dichiarato le imposte e non è riuscito a pagarle. E non è riuscito a pagarle per temporanee difficoltà economiche che però si avvitano. Nel momento in cui io ho visto delle situazioni di gente che a un certo punto ha dovuto chiudere per la quantità di debiti arretrati di imposte, di contributi. Cioè, ma è una sconfitta dello Stato, è una sconfitta della politica questo, se Esatto. non cerchiamo di salvare queste situazioni, che non vuol dire aiutare gli evasori. Gli evasori è un'altra roba. Gli evasori bisogna colpirli, bisogna anche migliorare i controlli e quant'altro, ma qui non è che parliamo di evasori, qui parliamo di gente che ha dichiarato le imposte e non è riuscito a pagarle e non può essere una colpa. Onorevole, io la ringrazio per queste Prego. parole. Avremo Grazie a piacere di voi per tornare l'invito. sull'argomento, quindi la Io aspetto ancora in sicuramente, allora, trasmissione, le auguro buon lavoro e la ringrazio ancora. chi mi conosce sa che io non mollo la presa. Ho battagliato 3 anni per la rateizzazione dell'acconto di novembre, ho battagliato per le bollette della luce dei vulnerabili, dei non vulnerabili e come Lega battagliamo sulla rateizzazione lunga. Grazie a tutti. Grazie a lei. Sigla. Qui Parlamento.
Ed era Zucchero con Donne nel 1985. Noi parliamo ancora di donne stasera, dopo appunto la sentenza in quel di Modena che ha condannato a soli 30 anni di carcere un duplice femminicida, il quale ha sparato a moglie e figlia della moglie, dopodiché ha lasciato praticamente orfano il figlio che ha avuto con questa donna. Io ne ho parlato con Elisabetta Franzoia, che come sapete è responsabile pari opportunità della Lega Liguria, ma è anche e soprattutto componente dell'associazione Dela che si occupa degli orfani delle vittime di femminicidio. Sentite un po' che cosa ci siamo detti. Vai pure, Andrea. Allora, questa sera io ho il piacere di ritrovare Elisabetta Franzoia, che è responsabile pari opportunità Lega Liguria, ma è anche componente dell'associazione Edela che si occupa della difesa degli orfani delle vittime di femminicidio. L'argomento di cui parliamo è presto detto e lo abbiamo presentato ieri nell'altra metà della radio con Laura Ravetto, cioè abbiamo raccontato di questa sentenza a Modena che a un uomo colpevole di duplice femminicidio, perché ha sparato a fucilate contro sua moglie, contro la figlia della moglie e ha fatto tutto questo davanti al figlio avuto con questa donna che è ancora minorenne. Insomma, gli sono stati dati 30 anni di carcere anziché l'ergastolo stativo fine pena mai. Per quale motivo? Perché era stato esasperato ed era umanamente quindi comprensibile la possibilità che questo prendesse un fucile, sparasse e ammazzasse queste due donne. Ora, Laura Ravetto l'avete ascoltato, l'ha ascoltata anche la nostra Elisabetta. Diciamo che ieri ha alzato un po' la voce e ha anche preannunciato un'interrogazione parlamentare al ministro della giustizia Nordio. Siccome conosciamo insomma il carattere di Laura, al di là dell'irruenza e della forza con cui lei si è espressa, è evidente che dietro c'è un'enorme delusione. E nel corso di questa conversazione io ho detto vorrei proprio vedere la faccia di Elisabetta Franzoia in questo momento, visto che per una vita si è dedicata ad assistere gli orfani delle vittime di femminicidio. Ora tu sei al telefono, non ti posso vedere, però dimmi un po' tu, insomma, che faccia fai. Intanto buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando. Sì, infatti, grazie a te. Sì, la faccia non è bella. Ho visto quella di Laura e ci siamo detti ieri sera in uno scambio così di messaggi che era probabilmente molto simile alla mia. Devo dirti un misto tra rabbia, forse la maggior parte della percentuale dell'emozione che ho provato, e delusione. Rabbia perché non si può sentir dire, tu adesso hai giustamente sottolineato, è stata ammazzata, perché poi di questo si tratta, bisogna anche usare le giuste cose. Questo non sono morte queste due persone per un incidente, ma per qualcuno che ha determinato la loro morte, quindi sono state ammazzate e, perdonami, ammazzate, prese a fucilate. Leggevo un po' la dinamica, non so se sicuramente l'avrai letta, ma a un certo punto questa donna scappa e lui le segue e la uccide. La ragazza scavalca la staccionata per scappare, lui la insegue, la tira giù e le spara. Quindi voglio dirti, a me ricorda molto la caccia, mi ricorda molto la preda e il predatore, e quando parliamo di queste cose allora è ovvio che andiamo a bomba su quello che sai che per me è fondamentale definire e sottolineare, che è la parola che sembra una parola da sempre dizionario, ma che è femminicidio, cioè proprio la volontà di distruzione. E vado a bomba a dirti un'altra cosa che mi ha veramente scioccato, oltre ovviamente il discorso della sentenza, è che lui, dopo averle uccise, è andato al paese, al bar, incontrando una signora che probabilmente l'ha visto traselato, non ho idea, gli ha chiesto che cosa succedeva, insomma come stava, e lui ha risposto: ho ucciso mia moglie e sua figlia. Cioè, allora, perdonatemi, io capisco tutto, ma se uno uccide, partendo dal concetto che secondo me, forse come esseri umani, non dovrebbe essere mai nessun motivo così giusto e comprensibile da determinare la morte di un altro essere umano, io dico che questo se n'è andato tranquillo al bar, cioè Antonino al bar, se nulla fosse a prendere il caffè, il bianco piuttosto che il tè,
ha dichiarato ad un'altra persona in maniera, perdonami, lucida, quindi non mi dite che era un raptus, perché il tragitto che fai da casa al bar e che poggi l'arma e che vedi questo per terra e che incontri una signora che ti chiede come va, non mi dire che sei scioccato, perché hai tutto il metodo per prendere aria e svegliarti. Tu dichiari come se nulla fosse, che io probabilmente non lo direi neanche se uccidessi un gatto, per sfortuna con la macchina, con quella lucidità e quella tranquillità, aver detto ho ucciso mia moglie e mia figlia. E allora, se arriva una sentenza così, per forza ci sciocca, per forza ci fa arrabbiare, per forza ci delude, perché tutto quello che è stato fatto e che viene fatto viene assolutamente cancellato da questa sentenza. Indubbiamente. E a maggior ragione, sai, ieri c'è stato un po' di dibattito tra un ascoltatore che, come hai probabilmente sentito in trasmissione, ha chiamato e ha detto a Laura: beh, cerchiamo di non strumentalizzare a fini politici questa vicenda. E Laura, a maggior ragione, insomma, ha precisato la sua posizione. Io infatti le ho detto: guarda, io mi sarei stupito invece se non ci fosse stato uno o una tra di voi in quell'emiciclo ad alzarsi a dire: ministro Nordio, ma che cosa è successo? Cioè, io mi sarei disgustato di questo e non sarebbe... Questa sarebbe stata una strumentalizzazione politica, perché la politica avrebbe dimostrato la più completa strafottenza davanti a un problema simile. Allora, intanto, non per spezzare una lancia ovviamente a favore di Laura Ravetto, che non ha di certo bisogno, ma appartenendo al suo dipartimento, se c'è una cosa che lo ha sempre riconosciuto dall'inizio, poiché questo è il tema che io tratto, lei mi ha sempre detto e sempre consigliato: questo è un tema che non ha niente colore politico, quindi onora lei. E questo lo dico perché, ripeto, non ha bisogno né di complimenti né di difesa, ma nel momento in cui c'erano da parlare appunto di certi temi come questo, lei ha sempre consigliato a tutte noi di andare anche oltre, come dire, la nostra fede politica. Poi, correggimi se sbaglio, ma questa affermazione data da questo signore deve ricordare che secondo me la politica, il suo compito è proprio quello di difendere i cittadini, di aiutare, di imporre delle leggi, di far capire, di chiedere nel caso ci fossero degli errori. Cioè, nel momento in cui noi mettiamo una X su un foglio e scegliamo una parte politica, e in questo momento voglio dire, lì c'è quella gente lì, gli chiediamo con quella X, con quella matita lì, di essere, passami il termine, protetti, aiutati, anche di far voce da parte nostra nel momento in cui c'è qualche cosa che non c'è chiaro. Ed è ovvio, cosa fa? Pensa ad andare lui singolarmente a bussare a Nordio e chiedere che cosa sta succedendo. Hai detto bene tu, come sempre a Genova si dice un brutto detto che non lo ripeto, ma sono tutti belli a parlare di cose che non ti interessano. Se tu ti provassi ad immedesimare in una situazione del genere, si chiama empatia, perché poi tutti la usano e ne abusano come parola, nel mettersi nei panni degli altri. Io vorrei vedere se fosse stata la sorella, non so, la cugina, la vicina di casa, qualcuno al quale tenevi, la figlia. La sorella, quando oggi scrive che giustamente si sente ferita, e secondo me io oggi ho scritto: l'abbiamo ammazzate una seconda volta queste due persone. Forse questo fa ancora più male di quello, perché ora che ci sia un pazzo o che era stato appunto scioccato da questa cosa qua, ma poi non mi puoi venire a dire che viene una sentenza del genere perché c'erano delle motivazioni. Ripeto, non c'è motivazione. Se non partiamo da questo, allora ragazzi, cioè è inutile, non facciamo neanche più i processi. Quindi questo signore, sinceramente, forse probabilmente ha posto male la domanda, mi auguro, forse non ha capito appieno. Io credo, ho fatto un sondaggio, tu l'hai visto sui social, più che il 100% della gente che mi ha cliccato, che ovviamente è rimasta basita, che è rimasta sconvolta da questo tipo di sentenza, non poteva essere diversamente. Tanta gente mi ha scritto nel privato dicendo: ma poi continuiamo a mettere le scarpette, facciamo le poltrone rosse, il 25 novembre tutti a mettere il fiocchettino. Ma questo che ci deve scandalizzare? Tu hai detto ieri una cosa giusta: tutte le persone che lavorano affinché queste cose finiscano, i politici, come ha detto ieri l'onorevole Ravetto, lavorano. C'è una commissione femminicidi. Probabilmente questo radioascoltatore non sa che la politica prova a fare delle cose. Naturalmente, se tu fai tutto questo tipo di lavoro e poi viene smontato da una sentenza simile, capisci bene che torniamo indietro di 100 anni. Esatto.
È proprio Cioè, questo il se punto. parto, capito? Cioè, quindi No, in ma più, perché ripeto, è stato provocato Is the New come rivestita. sì. Ma ecco, altro tema che tu sai toccare, perché poi tu come al solito mi lanci le bombe. Tu sai che ho allestito sempre, sono assolutamente, come dire, promotrice di questa mostra che si chiama Come rivestita, ma che sta girando tutto il mondo, non è una cosa quindi, e lo ridico per chiarezza, per colore politico, italiano, per, insomma enfatizzare la cosa, perché è una cosa che gira da tutto il mondo ed è partita addirittura dall'Università del Michigan, quindi lo dico per chi non la conoscesse, si chiama Come rivestita, in realtà in inglese, ma racconta 17 storie realmente accadute, Antonino, di donne che sono state violentate in contesti anche diversi, ma dove l'abito ovviamente era completamente tranquillo. Perché sottolineo questo e viene detta come rivestita? Perché tutte queste donne, nel momento in cui poi naturalmente venivano curate nell'ospedale o veniva raccolta la denuncia, una delle prime frasi che veniva detta nella raccolta della denuncia era: ma lei com'era vestita? E una di queste donne disse: perché non mi chiedete come era vestito lui? Guarda, mentre te lo dico alla pelle d'oca, perché mi conosce abbastanza bene. E questa donna racconta e dice: perché non mi chiedevano come era vestito? Perché io me lo ricordo molto bene cosa indossava, mi ricordo il sudore, mi ricordo la barba contro la mia faccia. Come dire, ho vissuto quei momenti di terrore memorizzando più che potevo, perché mi stava accadendo qualcosa che non mi avrebbe mai più fatta essere quella che ero prima. Se non partiamo da questo presupposto, è finito. Qualsiasi tipo di violenza determina la morte comunque cellulare di una persona, perché non sarà mai più quella di prima. Sai che io spesso a degli eventi prendo un foglio di carta. Mi dico sempre che la vita di una donna è quella, no? Cioè parte bianca sulla quale scrivi, disegni poi tutta la tua vita, le tue esperienze, i tuoi lavori, i tuoi incontri, le tue la amicizie. vita di tutti noi. Perfetto. Quando incontri un uomo maltrattante, in questo caso, ovviamente ti accartocciano, prendo questo foglio e lo accartoccio. Quando provi tu a ripiegarlo, cioè a ristenderlo, non tornerà mai più quello di prima, No. ha delle pieghe, delle fratture. Questo è quello che accade a una donna. Immaginate nel momento in cui viene uccisa, ammazzata in maniera barbara, che cosa subiscono i familiari? Ce lo siamo dette più volte, non finisce lì, cioè quello che io non ho apprezzato è che anche questi giudici si continuano a concentrare quasi a salvare questo assassino, perché di questo stiamo parlando, a dargli le attenuanti, a togliergli qualche anno, eccetera, che come diceva Laura, sappiamo benissimo che non saranno mai 30 anni, non lo saranno mai, perché questa è la verità. Allora, quanto vale la vita di una donna? Quanto vale la vita di un essere umano? Lascia perdere donna, essere umano. Qui stiamo parlando di una donna di 47 anni e di una donna di 22. Perché sottolineo questo? Perché comunque una donna di 22 anni, perdonatemi, a me viene a dire poco più che una ragazzina, aveva una vita davanti, stroncata. E sta attento, cosa faceva questa ragazza qua? Studiava giurisprudenza perché il suo obiettivo era quello di trovare degli strumenti di salvezza per la madre, quindi era ben conscia di quello che stava vivendo. Quindi andiamo anche in un tema diverso, che avrebbe dovuto dare probabilmente degli strumenti diversi di giudizio ai giudici, perché se lei voleva difendere la madre vuol dire che l'aveva vista, quindi qualche anno prima, quindi forse minore, quindi forse ha vissuto, assistito a delle violenze che hanno continuato nel tempo. Quindi ci sono due vittime che hanno vissuto delle cose terribili, finite, scusate, rincorse e fucilate, cioè anche l'arma che è stata usata, terribile. Lui racconta di essere andato in questo casotto, parlava con l'avvocato gli diceva che forse la casa sarebbe andata alla donna, esce da questo casotto, arriva la figlia, questa di 22 anni, con la macchina e parte un diverbio tra i due, quindi lui decide che gli ha detto: ok, la casa è tua, perfetto, ti ci ammazzo, la casa non è più tua. Cioè, ma stiamo parlando di una casa, e qua scusa, poi ti lascio parlare, ma purtroppo mi conosci anche molto bene e come dici tu non ho corazza. Ma se al giorno d'oggi continuiamo a parlare di beni, di case, di cose materiali e non parliamo di altro, certamente che poi il valore di un essere umano, e torno a dire, non specifico donna, così siamo tutti tranquilli, non politicizziamo nulla, vale niente. Perché quindi quella casa lì, che non credo che sia stata un castello d'oro, vale più o meno di due donne?
Esatto. E la cosa più drammatica è che non si può, diciamo così, alla fine, non dico agevolare, non dico questo, ma comprendere le ragioni di uno che decide di ammazzare una per motivi di casa e per motivi di stress, secondo lui, e qua e là. Cioè, si parla tanto di educazione ai sentimenti, si parla tanto di rapporti più civili tra gli uomini e le donne, si parla tanto di parità, si parla tanto di tutto, però poi alla fine questa storia non è altro che la roba 2.0. Mazzarò nel racconto di Verga sta per morire e comincia ad ammazzare Anna Trettacchini e grida roba mia, vientene con me. Qui abbiamo un uomo che ammazza per difendere la sua roba, cioè le sue proprietà. E questo io lo trovo veramente al di fuori di qualunque... Sì, perché è proprio il senso del possesso che non è... che è semplicemente animalesco della cosa. La cosa è mia, tu non me la puoi prendere. Se te la vuoi prendere, io t'ammazzo. E qui però non si trattava di un furto, cioè non si trattava di... Qui era una separazione, era tutto quello che vuoi tu. Cioè io questo non riesco a capire e non si può dire e vabbè, gli diamo 30 anni, umanamente comprensibile che questo era esasperato, agitato. Non è umanamente comprensibile. Non è umanamente comprensibile. Scusa, un altro pezzetto che ci siamo dimenticati di sottolineare, che avrai comunque visto, che a un certo punto lui entra in casa quando insegue la donna, incrocia il figlio più piccolo, il minore della coppia, quindi il figlio di loro due, e questo ragazzo aveva il cellulare, perché ovviamente ha visto questa cosa probabilmente nel cortile, insomma, lì fuori, quindi era intento a chiamare probabilmente il soccorso, insomma, i carabinieri. Quindi dichiarato da lui, quando racconta, dice: io incontro mio figlio, vedo che telefona e gli dico: metti giù il telefono, non chiamare nessuno se non vuoi che ti ammazza anche a te. Rincorre la madre e la uccide. Allora, scusatemi, 2 l'ha uccisa e presa a fucilate, 1 l'ha minacciato di morte. Tutto questo finisce nel ma poverino era agitato. Quindi se domani uno mi taglia la strada e c'ho un coltello, gli dirigo la macchina, lo pugnalo. Cioè, se iniziamo ad andare così, allora... e gli spari allo stop. E gli sparo, capisci? Cioè, questo legittima un sacco di cose. E ripeto, quindi, per tornare a bomba all'inizio della nostra conversazione, veramente non so in quale percentuale sono più arrabbiata o più delusa. Perché sono delusa nella misura in cui non è fattibile, perché questo veramente cancella come una spugnetta qualsiasi cosa è stata scritta, sudata e lavorata. E allora non continuiamo a dire a queste donne: andate a denunciare, vi proteggeremo, perché andiamo davanti a un tribunale. Se becco un giudice che in quel momento mi vede storto o vede dritto lui, io sono finita. E se questo per caso me lo libera, ci sto io nella strada con lui. E sai che io questa è la mia paura. Lo so Perché bene. continuiamo a dire di proteggere le donne, ma poi le lasciamo da sole. Guarda, tu mi conosci, per cui e gli amici potrebbero dire questo che è la verità. Io continuo a fare gli elmi, perché questo è dei caschi, anche agli amici miei, nel dire: attenzione, siate gentili, aiutate, comprendete, perché se una donna mai riuscisse a dirvi che è in senso di pericolo, cavolo, ha tirato fuori un problema enorme, perché si ci vergogna a dire che in casa hai uno che ti picchia, si ci vergogna a dire che ti hanno usato, ti hanno sfruttato, si ci vergogna, e se arriva a dirtelo è perché forse veramente sta tirando un'ancora. Tu non togliergli il gancio, non glielo togliere, perché sennò si sente veramente sola. È ovvio che se facciamo tutti questi discorsi e però tu mi dici che un personaggio, e scusa, neanche uno, perché lì è una commissione, tanto pare capitanata da una donna, cioè più persone hanno pensato questa cosa qui. Ma allora io che sono in problemi in casa, che mi picchia mio marito, ma io vengo a denunciarti? No, allora però permettetemi che io mi sappia difendere e mi possa difendere, perché sennò c'è qualcosa che non va. Come quando leggo che allora quella ha ammazzato il marito, ma allora le donne non dicono. Ma perché qui c'è un premio se la donna che ammazza, l'uomo che ammazza? Cioè nessuno dovrebbe ammazzare nessuno. Partiamo da questo concetto, non c'è un motivo valido. Io che mi indigno anche se una donna ammazza un uomo, però devo capire, perché sai, io in quel caso lì devo capire perché c'è stata una sola coltellata.
Perché invece negli altri casi ci sono 38 coltellate, 24 martellate o 10, non so, sparatorie, comunque usando un fucile? C'è qualcosa che non va. Forse un coltello si è difesa. Sì. Poi, detto ciò, non c'è da difendere uomo e donna, qui c'è il discorso che stiamo arrivando, scusa concludo, ma Sì. come hai detto tu bene, vogliamo insegnare a lasciare un mondo migliore a questi ragazzi, ma se gli facciamo vedere che se questo dichiarerà che è arrabbiato, che era triste, che il professore gli ha dato un cattivo voto, allora domani arriva con una pistola e gli spara. Allora da domani è legittimo tutto, ma allora è anche legittima la legittima difesa, perché se tu entri a casa mia e mi spaventi e sono in shock, io ti sparo e non mi devi dire niente. Appunto. Senti, ma a questo punto manca un'ultima figura che è il convitato di pietra di tutta questa storia, il ragazzo. E ora questo lo domando a chi si occupa da una vita di orfani, di vittime di femminicidio. E ora che succede? Cosa È resta questo per che... lui? Vedi, tu sai che tante volte io dico non era un bravo ragazzo e non era un bravo padre. In questo caso mi viene proprio da dire non era un bravo padre, perché per un suo egoismo, come hai detto tu, la possessione di una casa di 4 mattoni e un po' di cemento, probabilmente, scusate, perché poi devo essere giusta così, tu non hai pensato al benessere di tuo figlio, perché questo ragazzo qua vivrà tutta la vita marchiato, segnato a vita da un cognome, perché è quello che probabilmente cambierà, non lo so, senza la figura di una madre, senza una sorella e con un dolore infinito. Quindi qua torniamo, come ti ho detto all'inizio, questi giudici non hanno neanche valutato che oltre ad essere state uccise ci sono una famiglia che vivrà veramente con l'ergastolo, perché in tutti questi casi, io te lo dico sempre, il vero ergastolo viene dato il secondo in cui la famiglia scopre che è stata uccisa una donna, perché lei se n'è andata, ma i genitori, le sorelle, i fratelli, i figli vivono in un oblio costante e credimi, sono ferite indelebili. Quindi cerchiamo anche di ragionare, brutta la parola, ma a pacchetto, perché sennò seguivo oggi il discorso che adesso c'è la revisione del caso Turetta. Di Allora già. Oggi ho sentito, hanno fatto ascoltare alla radio un vocale di lui, dove a un certo punto gli diceva delle robe pazzesche e una chat dove lui dice ma come non mi puoi lasciare, noi eravamo belli insieme, noi avevamo da fare, io non lo accetto, non lo accetterò mai, io ti inseguirò sempre, io ti odio, io ti devo perseguitare, cioè lei scriveva. Appunto. E non gli diamo stalking. Allora, cerchiamo di fare chiarezza, perché c'è qualche cosa che non va. E come ha detto Laura, è giusto quella ragazza che ha assistito alla bicicletta buttata giù dal muraglione a Torino, che è stata punita, perché sai come la penso? Chi assiste sta zitto è complice tanto come agisce, perché anzi dovresti essere più lucido in quel momento rispetto all'aggressore. Però ora diamo a questa ragazza 16 anni, e diamo 30 anni a uno che ha ucciso 2 persone e ha minacciato il figlio di essere ucciso se avesse effettuato la telefonata. Cioè c'è qualche cosa che non mi va nella bilancia dei pesi. Poi concludo con, io vorrei, ma tu lo sai, che i giudici prendessero responsabilità. Hai fatto questo tipo di sentenza, esce nome e cognome, ti prendi responsabilità di quello che hai detto, perché è la tua professione e hai fatto questo tipo di sentenza, perfetto, però la dici chi sei, non che è tutto ovattato, perché non esiste. Come vorrei la responsabilità? Nel nostro mondo, proprio perché lui parlava di politica o no, ma un medico, lo sappiamo, un avvocato, se sbagliano qualche cosa nella loro professione, il paziente o il cliente viene risarcito da un'assicurazione, dai suoi effetti personali, ma se sbaglia paga. Perché non succede in questo caso? Quante sentenze sono state fatte sbagliate? Quindi qui non è un discorso di indossare una maglietta, anzi apprezzo, e come sempre, ma non perché sia l'onorevole Laura Ravetto del mio partito e la mia coordinatrice, ma come persona che è scesa in campo senza paura e oggi ovviamente ha fatto l'interrogazione, perché giustamente bussa alla porta di Nordi e dice voglio capire, perché se no c'è qualche cosa che non va, perché qui c'è qualche cosa che demolisce anni di lavoro e che crea, come sappiamo in Italia, un precedente rischiosissimo. Allora non parliamo più di femminicidi, non parliamo più di panche rosse, che tu sai peraltro sono in disaccordo, scarpette, eventi, basta, non facciamo più niente. Diciamo a queste donne, guarda, potrebbe essere che ti uccidano, e se ti uccidono danno pure ragione all'altro.
però non chiediamo più di andare a denunciare, perché poi le lasciamo sole, e le lasciamo sole anche dopo la morte, e lasciamo anche soli i parenti, c'è qualcosa che non funziona. Quindi questo telespettatore forse dovrebbe dire grazie a Dio, e io lo dico anche nel momento in cui potesse intervenire la sinistra, ma allora non esiste che ci sono le femministe che scendono in campo per difendere, se mettiamo assessora, sindaca, ministra, la finale non è una cosa che dice la parità tra le parti. Questo si parla di giustizia. E questo che avesse anche ammazzato 2 uomini, attenzione, Infatti. Poi ovviamente c'ha un legame e, come hai detto tu, ha lasciato un figlio nell'oblio. Ed è un figlio appunto che adesso non sappiamo che cosa ne sarà di lui, dove sarà sballottato, che cosa resterà tra l'altro del rapporto con suo padre. Cioè, come puoi rapportarti con uno che lo hai visto andare a sparare a tua madre? Come puoi rapportarti con uno che l'hai visto passare nel corridoio e ti ha detto se non metti giù quel telefono ammazzo pure te? Cioè, che rapporto puoi avere? Perché va bene, gli hanno dato 30 anni, magari ne fa 15 ed esce per buona condotta a 85, magari è comunque ancora capace di andare in giro, fare e dire, e lo cerca. E che rapporto ci può essere con un individuo del genere? Che ha fatto Infatti, una cosa del genere? probabilmente è una cosa, non so, che mi viene a pensare che non abbiano valutato, pensato i giudici, non lo so, perché se tu pensi a questo il mondo si ferma, no? E se è vero, ripeto, che la politica o i giudici, i tribunali, i processi dovrebbero anche proteggere i più deboli, no? La legge è uguale Sì. per tutti. Per cui qui c'era ovviamente un ragazzino, c'era una sorella di questa donna. Probabilmente quello che accadrà è che questo ragazzo verrà, come dire, no, aiutato dalla famiglia di lei, ma sai, queste ferite non le chiudi mai più, perché come hai detto tu, per assurdo questo papà, che è la parte malevola, ma rimarrà comunque in vita, e quindi lui avrà sempre il dilemma del rapporto, del non rapporto. Quindi non è facilissimo. Cioè, noi chiediamo a un ragazzo giovane, a dirti il vero, l'unica cosa che non ho letto è l'età di lui, ma è quella che avrà per tanti anni comunque anche se vuoi proprio il conflitto, no? Perché comunque è comunque tuo padre, ma però ha ammazzato tua mamma e tua sorella. Quindi, ripeto, cioè, se uno pensa a questo, pensa a un ragazzino che è rimasto veramente, io non so, ti scoppia il cuore alla testa, questo non viene valutato, chi rimane. E ripeto, una sentenza del genere, io da ieri che penso alla sorella, poi mi hai sentito nei messaggi, è una cosa che mi fa molto arrabbiare, perché tu immagina questa che ha sopportato questo dolore infinito, e poi ti senti anche qualcuno che doveva tutelare quel qualcosa e dire vabbè, però poverino, perché di fondo alla fine, se vai a sviscerare, ha detto questo, aveva dei motivi. Infatti. Capisci? Quindi è come se autorizzasse un femminicidio, e qui di qua mi chiudo, per cui io combatterò sempre, lo sai, ma quando arrivano queste sentenze mi fanno molto arrabbiare. Peraltro siamo al 14, quindi neanche metà del primo mese del 2025, eppure siamo qua a parlare di una vecchia sentenza, ma terribile, che probabilmente avrà dei riflessi sulle nuove sentenze, e mi pare che siano già morte un paio di donne. Quindi perché mi fa arrabbiare o mi fa deludere? Perché anche queste prime donne di questi veramente 10 giorni moriranno anche loro invane. Una frase che usano spesso gli orfani di femminicidio è proprio quella: non lasciateci da sole, come spesso sono state lasciate le nostre mamme, perché se avevano denunciato, come dire, la parte politica, lo Stato, i giudici non ci hanno aiutato, ma non fate morire la mamma in vano, che la sua morte non sia in vano, cioè che abbia un senso, perché altrimenti è morta, finisce in un elenco tutti il 25 novembre, e tu sai come la penso, facciamo il lungo elenco nome e cognome, ma lì dentro c'è una vita, ci sono esperienze, ci sono sogni, emozioni, dolori, e rifaremo un elenco, ma non combineremo mai nulla. Ci vuole tanta prevenzione, bisogna parlare ai ragazzi giovani, ci vuole maggiore rispetto. Io vedo questi ragazzi troppo aggressivi tra di loro. Vogliamo parlare delle canzoni, è uscita una polemica
è giusto andare contro queste canzoni, perché se ascoltano queste canzoni non sono solo canzonette, è qualcosa che rimbomba nella testa di questi ragazzi, ed è un po' come la sentenza, legittima la violenza. Nel momento in cui una canzone dice ti prendo, ti giro, ti uso, ti faccio, non funziona. Autorizzi un ragazzo a dire che una persona che è famosa, che ha successo, che in quel momento è up, che dice delle cose abominevoli, se suggerisce di violentare una ragazza, di farla star zitta. Se lui l'ha detto che è famoso ed è acclamato, allora lo faccio anch'io. Infatti. Quindi vanno fatti tanti lavori e non va permesso, come in questo caso, di legittimare una violenza. Poco da aggiungere, mia cara, poco da Lo so. aggiungere. Speravo Senti, di non sentirti per un bel po', invece vedi che purtroppo noi spesso ci sentiamo per questo e mi dispiace, ma senti, per concludere, ma c'è Vai. speranza da qualche parte? Oggi questa domanda trova difficile la risposta, perché Lo come so. ti ho detto sono arrabbiata e delusa, e la delusione fa sì che ti, come dire, scioglie la speranza. Però, come dici te, non bisogna mollare, nel senso che io comunque continuo ad avere speranza, perché ho speranza negli esseri umani, continuo a dire nei social torniamo ad essere umani, ma torniamo ad essere nelle cose piccole, perché qualcuno una volta mi ha detto: ma tu pensi di cambiare il mondo? Sarebbe bello, ovviamente non sono nessuno per poterlo fare. Sicuramente tutti insieme potremmo cambiare qualcosa, e va fatto qualcosa, Sì. perché è il nostro dovere come persone adulte, come genitori, come fratelli maggiori, come zie, come nonni, di fare qualcosa e lasciare un mondo migliore. Non possiamo pensare di lasciare una situazione del genere. Quindi va insegnata a questi ragazzi, e quindi se mi chiedi la domanda della speranza, io ti dico, io quello che vorrei per i ragazzi è dargli speranza, perché sai, è come se io scendessi in un campo da tennis, ho la speranza di vincere, non ho la convinzione, ma ho la speranza di vincere, magari per quanto sono brava, ci sono mille cose, no? Se mi dovessero dire che nonostante la mia bravura, eccetera, una partita truccata e non c'è speranza che io possa vincere, probabilmente non ci si scenda a mezzogiorno sotto il sole a farmi un mazzo così e avere la delusione della partita. Quindi bisogna dare speranza, però va fatto un grande lavoro e va fatto tutto insieme, e soprattutto, come ha detto ieri Laura Ravetto, e ha fatto bene, va bussata alla porta di Nordia e dirgli che cavolo sta succedendo, perché questa sentenza toglie la speranza. Ecco appunto, non ce la togliete, non ce la rubate. Grazie Elisabetta Franzoia. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali.
E rieccoci alle 19:10 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, ma questa è la rubrica del martedì, ovvero sia In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi. Buonasera e ben trovato. Carissimo Antonino, salve a tutti i radioascoltatori. Pensavo cosa, che non solo in attesa di giustizia sono i clienti, ma anche gli avvocati, di conseguenza. Certamente. E poi abbiamo l'ospite di questa sera, il signor Vittorio Cambria, che ti invito insomma a presentare. Signor Cambria, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, avvocato, stasera parliamo di tasse. Abbiamo avuto tra l'altro alle 18:20 ospite proprio l'onorevole Gusmeroli, che parlava di rateizzazione lunga e del progetto, insomma il disegno di legge sul quale sta lottando per convincere gli alleati di governo e avere delle rateizzazioni molto lunghe sia di bollette che anche per quanto riguarda scusate, le tasse ovviamente. Ecco, Antonino, la storia invece... Ti ricordi che Gusmeroli era già venuto in trasmissione da noi, sì, aveva parlato della rottamazione che lui molto abilmente ha depositato in Parlamento come disegno di legge. Speriamo fortemente che l'approvino, perché le persone, compreso il nostro ospite di stasera, Vittorio Cambria, è ben contento se arriva la rottamazione, però lui stasera è qui per parlare di un caso di sovraindebitamento, compreso anche tasse ovviamente, che lo riguarda e che è un caso un po' particolare, per cui lui voleva illustrare un po' tutta questa situazione. Quindi non abbiamo solo un sovraindebitamento da tasse, anche quelle sicuramente, ma un sovraindebitamento anche da mutui, per cui i radioascoltatori possono verificare che noi spesso in trasmissione abbiamo avuto, ci spostiamo un attimo dalla politica, dalle rottamazioni, che sono benvenute, quindi la Lega sta facendo un lavoro enorme, speriamo che porti a casa il risultato, il partito che ovviamente più si dedica alle tasse rispetto a tutti quelli del centrodestra in assoluto. Poi ovviamente la sinistra sulle tasse dice poco, lo sai bene caro Antonino, purtroppo, sì. E quindi speriamo che questo l'onorevole Gusmeroli possa avere successo, e ce lo auguriamo tutti, e magari lo rinviteremo. Oggi però diamo un attimo la parola al signor Vittorio, il quale vuole parlare di un suo caso di sovraindebitamento in Toscana, che lo vede protagonista di una liquidazione. Presento un attimo l'ospite. La liquidazione è uno dei vari sistemi di risoluzione del sovraindebitamento, forse la più efficace, quella che taglia di più i debiti. E quindi lui ha iniziato quando ancora gli albori della legge 3/2012, prima delle modifiche del codice della crisi, e ha chiesto una liquidazione patrimoniale. Mi sembra che siano passati, se non vado errato, chiedo al signor Vittorio, circa 8-10 anni, giusto? Infatti, sì, infatti è stata molto lunga, è più lunga di quello che doveva essere, perché mi sembra che normalmente dovrebbe essere di soli 4 anni. È vero, perché la legge prevede di solito 4 anni, però non è una durata massima, è prevista perché ovviamente dice minimo 4 anni, massimo 4 anni, però si può anche fondamentalmente sforare questo termine non perentorio e quindi andare oltre. Nel caso del signor Vittorio siamo a 10 anni di liquidazione che ancora non è finita. Ci può spiegare il signor Vittorio Cambria un po' la situazione che lo riguarda, e vediamo un po' quali sono le criticità della legge sul sovraindebitamento nel caso specifico suo? Ma io mi sono affidato appunto alla legge del sovraindebitamento, che poi c'ha anche un secondo nome, che è quello di legge antisuicidi, proprio perché mi piaceva l'idea che sì, c'era una liquidazione volontaria, però si sarebbe anche valutato la possibilità di trovare un modo o di pagare, cioè di pagare i debiti con rateazioni, o se no comunque di salvare un nucleo che permetteva poi di continuare a vivere, perché uno si può sdebitare quanto si pare, ma se poi non c'ha più niente gli rimane solo
la possibilità di andare a delinquere, perché se ti liquidano tutto. E la cosa con cui mi sono scontrato è che a Siena questo tipo la Siena dove c'è il Monte dei Paschi che impera e che ha plasmato ormai delle menti in un certo modo, lo sdebitamento non è conosciuto per niente, per cui loro praticamente l'hanno equiparato a un esproprio di tutti i beni, punto e basta. E questa cosa mi ha messo in una situazione per cui i miei beni sono stati venduti a meno della metà del loro valore reale, non sto parlando di valore mio immaginario, perché tra l'altro avevo avuto rapporti con agenzie che erano pronti a presentarmi clienti che erano interessati con cifre d'acquisto molto più alte. E poi niente, praticamente per evitare diciamo, il prolungamento di certi privilegi che la legge dà alle persone sovraindebitate, ovvero appunto di trovare un modo per poter ripartire, se questo è possibile, e nel mio caso era possibile perché la mia azienda aveva avuto delle problematiche all'inizio, ma ora aveva un fatturato più che decente che poteva benissimo affrontare. Ma questa cosa non interessava, volevano liquidarla, l'hanno liquidata e per farlo in maniera, tra virgolette, legale, addirittura all'inizio, stupendomi totalmente, hanno detto che io non ero collaborativo, cosa assolutamente non vera, ma appunto la legge prevede che chi non è collaborativo praticamente non può usufruire di quelli che sono i vantaggi, un po' come la lavagna dei buoni e dei cattivi. Se sei cattivo non puoi per niente avere nessun tipo di agevolazione. Se sei buono puoi, ma noi siamo stati più che buoni, però ci siamo trovati di fronte a questi giudizi che poi sono stati ribaltati dall'IGV, cioè l'Istituto delle Vendite Giudiziarie, che hanno certificato che noi eravamo stati più che collaborativi. Però di fatto noi finiamo nelle mani di liquidatori che probabilmente non conoscono neanche i liquidatori, ma anche i giudici, penso, perché ci siamo trovati ad affrontare delle giudici. Chiederti una cosa, caro Vittorio, se posso darti del tu, quanto era il tuo debito iniziale? Se puoi dirlo e se te la senti di dirlo ai radioascoltatori. Cioè, io posso dire il debito che loro dicevano che io avevo, perché assolutamente, perché ci avevano calcolato interessi, controinteressi per 6 milioni e qualcosa di euro. Di fatto a me è stato dato 3 milioni e mezzo, neanche 4, forse sicuramente. Parliamo di un debito con la banca, giusto? Con la banca, facendo proprio il nome, Monte dei Paschi di Siena, che appunto è la padrona totale, anche se Siena poi l'ha ridotta al lastrico, comunque continua a imperversare a Siena. Vabbè, queste sono valutazioni che però diciamo... lasciamo al di fuori di questa conversazione perché stiamo parlando di altro. Ecco appunto, avvocato, che cosa si è fatto dopo? Allora, io ho visto che il signor Vittorio lamenta appunto il funzionamento che è intermittente, che non è, che in effetti è così. Cioè praticamente la legge sul sovraindebitamento, che è stata oggetto di restyling più volte, potrebbe essere ancora migliorata, e in effetti il signor Cambria dice una cosa molto importante. Quando una vendita, sia all'asta sia una vendita per sovraindebitamento, va a incidere in misura di superiore al 50% del valore dell'immobile, ci vorrebbe una norma che non c'è, che dice che il giudice deve sospendere, perché altrimenti le vendite vengono portate a dei livelli tali che non soddisfano né le aspettative del debitore di esdebitazione, né le aspettative dei creditori di soddisfazione. Quindi questa norma qua ci vorrebbe e dovrebbe essere inserita non solo nell'ambito del sovraindebitamento, ma anche nell'ambito della esecuzione. Adesso io volevo fare una domanda al signor Cambria che riguarda appunto lo specifico. Nel momento in cui dice
io dovrei essere più tutelato anche per quanto riguarda i beni personali, i beni che riguardano l'impignorabilità, perché ci sono dei beni, noi lo sappiamo, che non possono essere pignorati in nessun modo, tipo le cucine, gli attrezzi di lavoro, perché si parla, se ovviamente non vado errato, lo riferisco al cliente, di un'azienda agricola, giusto? Sì. Quindi nel momento in cui c'è questa, diciamo, garanzia da parte della legge che tutela beni particolari che sono impignorabili, insequestrabili, eccetera, eccetera, c'è stato qualche problema nell'ambito della liquidazione che ti riguarda? Ma in questo senso? A cominciare quello che lei ha detto è sicuramente una norma generale, ma addirittura nel mio caso, io sono invalido al 100%, mi è stata pignorata la vettura e verrà messa in vendita a 500 euro, questo per dire appunto le macchine di lusso, che tra l'altro che tra l'altro è legale, però non c'è verso di poter aver ragione, perché io non penso che avessi una Maserati, uno dice vabbè caro, ti pigli una macchina, ma una macchina che è stata messa valutata dal liquidatore 500 euro, che ha le ganasce fiscali, con un invalido che si dovrebbe muovere con la macchina, perché qui siamo in mezzo ai boschi, a me sembra allucinante, e questo tipo di approccio spiega tutto il resto. A me mi hanno pignorato tutte le cose, penso che forse anche letto, ora non sono sicuro, ma penso anche letto, cosa che tra l'altro è illegale. Ma tra l'altro il liquidatore, perché i liquidatori sono cambiati, perché a un certo punto un liquidatore che sembrava avesse capito il problema è stato immediatamente cambiato, ed è arrivato un altro liquidatore che per una liquidazione di 6 milioni e richiesti che vengono vantati dal creditore, che è sempre la banca, per cui tu hai contestato anche i calcoli degli interessi di questa enorme massa di soldi che ti era stata prestata dalla banca, mi sembra, giusto? Sì, no, senz'altro, tutto il resto, però io ho contestato questo debito, io non lo riconosco questo debito, certo. Non lo riconosco perché praticamente ci sono tante irregolarità nella gestione, nella creazione e nella gestione di questo debito, per cui si raggiunge e si rasenta anche reati abbastanza gravi come non so, ora per esempio finalmente siamo stati ammessi, dopo che avevamo chiesto tante volte, in una causa di usura bancaria, perché ci sono evidenze. Tu hai chiesto l'accesso al fondo vittime dell'usura per caso? Infatti, no, l'abbiamo chiesto, la prima volta c'era stato negato, perché a quei tempi Siena non era ancora pronta. Ora invece proprio in questi giorni ci è arrivata la comunicazione di iscrizione a parte offesa. Per cui perché molti non sanno, e questa è una cosa importante, che quando un'impresa, un'azienda, perché questa è la situazione che noi abbiamo già affrontato in radio, di altri ospiti che lamentavano appunto che c'era un'usura civile, penale da verificare. Allora, nel momento in cui c'è questa situazione, questo che molti non sanno, i radioascoltatori non sanno, molti, è che solo le aziende possono essere tutelate con l'accesso al fondo vittime dell'usura, e quindi i privati, questa è una norma ovviamente che bisognerebbe anche lì verificare, perché il principio di giustizia implicherebbe che anche il privato ha diritto di essere tutelato allo stesso modo. Invece il legislatore ha ritenuto di premiare di più le aziende, quindi nel momento in cui un'azienda agricola, per esempio nella fattispecie, o comunque un imprenditore, ha una perizia che dice che c'è uno sforamento rispetto a quello che è il
il quantum rispetto ai limiti di legge per quanto riguarda l'usura, lo sostiene una perizia. A quel punto può andare al prefetto, alla prefettura, per chiedere di essere ammesso alla tutela dell'accesso al fondo vittime dell'usura. E quindi una norma che esiste nell'ordinamento poco conosciuta, che è l'articolo 20, legge 44/99, che prevede che nel caso in cui questo sia verificato, ovviamente seguito a una denuncia alla Procura della Repubblica e quant'altro, con l'accesso al fondo c'è la sospensione della vendita per ben 2 anni. E quindi non viene posta in vendita la casa, l'immobile e il magazzino dell'azienda. Però facevo presente che questa norma è poco nota, quindi questa è una sottolineatura che io faccio. Ultima domanda che volevo fare al signor Vittorio: ma se lei o se tu, dipende se mi dai del tu o mi dai del lei. No, rimaniamo sul tu. Rimaniamo su tu. Se tu ritornassi indietro, rifaresti la legge sul sovraindebitamento, oppure alla luce di quelle criticità che hai in parte nucleato vorresti proprio non seguirla? Cioè, non lo so, ti sei pentito di averla iniziata? Direi di no, però è molto frustrante vedere che non viene applicata nella maniera per cui dovrebbe essere applicata, proprio perché i liquidatori, che sono ragionieri, iscritti, tutto quello che ti pare, però sono convinto che non hanno la più pallida idea di cosa sia la legge sul sovraindebitamento. Fate conto che il secondo liquidatore, che poi ha nominato dei CTU che hanno fatto delle perizie completamente falsate, tanto che siamo stati costretti a denunciarli per falso, proprio perché erano palesemente, macroscopicamente inesatte. E niente, qua si sta vivendo una situazione appunto dove il diritto, e questa è la cosa che a me fa più male, che tutta questa cosa viene fatta in nome della legge, quando poi la legge, per incompetenza, perché io non ho nessun altro tipo di problema, viene completamente disattesa. Quindi sostanzialmente tu dici, faccio una premessa che tu non hai detto e forse anch'io ho dimenticato: tu avevi un pignoramento sull'immobile, il sovraindebitamento ti ha salvato dal pignoramento, quindi fondamentalmente la legge sul sovraindebitamento ha bloccato il pignoramento immobiliare ed è seguita una liquidazione volontaria. Tu dici quindi, in effetti è migliorativa rispetto al pignoramento la legge sul sovraindebitamento, ma non abbastanza, perché bisognerebbe migliorarla ancora molto in modo da renderla, diciamo, lo strumento migliore per la regolamentazione dei debiti dei sovraindebitati, se non ho sbagliato ad interpretare le tue parole. Sicuramente. Comunque io mi sono reso conto di aver pagato lo scotto di che ancora la legge non era completamente digerita e compresa da coloro che mi dovevano giudicare, per cui la prima volta che abbiamo presentato la richiesta di protezione dall'usura bancaria, questi si sono quasi messi a ridere, come per dire: le banche non fanno l'usura la fa come si chiama, il cravattaro, così, ma le banche sono al di sopra di questa cosa. Ora finalmente si stanno rendendo conto che anche le banche non sono così sane e pulite, oppure capaci di gestire una serie di cose. Questa è una mia accusa che faccio ben precisa nei confronti delle banche e nei confronti anche degli apparati del tribunale, che dovrebbero in qualche modo gestire queste criticità. Tra l'altro, ecco, faccio notare questa cosa dove io non c'entro nulla, però è una cosa che a me fa molto male, perché io sono molto affezionato alla mia terra e sto vedendo che tutto intorno, dato che le situazioni come le mie ce ne sono a migliaia, non centinaia, migliaia,
sto vedendo che stanno calando in Toscana, ma comunque in Italia, gente che ha capitali molto grossi, tra l'altro poco chiari, perché sinceramente, i quali stanno comprando tutto, per cui al di là del comprare e quindi espropriare una proprietà, stanno in qualche modo distruggendo il tessuto culturale di un territorio. Perché a queste aste hanno partecipato, a queste aste che sono state vendute a un terzo, a un quarto del valore, hanno partecipato polacchi, russi e americani. Voglio dire, neanche un italiano, perché gli italiani in questo momento sono in difficoltà. Tu, Vittorio, sostieni quindi che ci vorrebbe una maggiore vigilanza su chi compra, e c'è stata poi tutta la questione anche delle autorizzazioni, no? Delle società che cedono i crediti, del 106 Tube. Quindi tu ritieni che questi acquisti di crediti, cessioni di crediti anche delle banche, ci sia bisogno di una maggiore attenzione, ma anche fuori delle banche di chi compra praticamente questi beni alle aste giudiziarie, a volte facendo degli affari incredibili, fanno anche crollare il mercato. Allora facciamo una cosa, scusate, siccome il tempo della trasmissione è finito, e siccome io credo che il signor Cambria abbia tutto il diritto a raccontare la sua vicenda, anche perché io trovo veramente scandaloso che a un signore con un'invalidità del 100% venga anche pignorata la macchina, perché francamente si possono avere tutte le buone ragioni nella legge, ma arrivare a questo anche no. Il 21 di gennaio dalle 18:35 in poi lei insieme con l'avvocato De Filippi sarete ospiti qui in trasmissione in diretta e daremo praticamente molto più spazio alla sua storia e a questa vicenda, perché è giusto raccontarla fino in fondo e non era giusto chiudere qua questa sera e mortificarvi in questo modo. Quindi io vi ringrazio per questa sera e vi do appuntamento tra 168 ore il 21 di gennaio, perché il 21 di gennaio la puntata sarà dedicata a voi due, al signor Vittorio Cambria e all'avvocato Claudio De Filippi. Va bene? Vi ringrazio molto, grazie. Benissimo Antonino, saluto tutti i radioascoltatori. Grazie a entrambi, noi ci diamo appuntamento tra una settimana con voi, perché questo caso va raccontato per bene, avremo tutto il tempo a disposizione. Noi adesso chiudiamo qua stasera la nostra trasmissione, ci salutiamo con il Banco del Mutuo Soccorso, Grande Joe del 1985, e ci risentiamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time